La taverna dei gladiatori. E con noi lo chef Geppone. Buongiorno, merci di avermi chiamato. Sto preparando la ricetta per oggi. Sì. Perché oggi ho veramente un menù fantastico. Oggi diceva che ha un intero menù da dirci. Ho un intero menù perché stasera ci sarà la festa delle follie. Esatto. Quindi mi sono permesso di preparare una carta del cibo. È buono anche per carnevale questo, assolutamente chef? Sì, Perfetto, assolutamente sì. perfetto. Quindi prendete carta, penna e calamaro in questo caso e segnatevi quello che vi sta per declamare lo chef Geppone. Allora, una volta imbandita la tavola a vostro piacimento, il menù è il seguente. Allora, partiamo con un antipasto. Ho fatto una bella zuppa di piselli mosci. Sì. Non so se ti piacciono. Assaggia. Ancora no. Sta ancora bollendo, assaggia. Poi, come primi piatti, ho preparato delle penne alla su e giù, sì, e delle lasagne alla mano morta. Quelle potrebbero Molto piacermi, squisite. sì. Come secondo piatto ho fatto un piatto unico che raccoglie un po' tutta la cucina laziale. Sono involtini di uccello alla marinara. Buono. Piacciono? Sì, Poi ci assaggia tutto. Poi, come contorni, ho preso dei cetrioli alla pellegrino. Ah, buoni. Che è una ricetta molto difficile. buoni, Si prendono buoni. crudi, si tagliano e si mangiano. Ma via così interi. Poi come formaggi, sai, ce ne sono gli amanti di formaggi, ho preso della gorgonzola di sottocoscia. Sì? E sono Non la tutti- conoscevo. Non conosci queste cose strane? Vabbè, tu puoi passare direttamente alla frutta perché ho fatto della macedonia con banane africane d'allevamento. Mi piacciono? Sì, Vai, sì, dolci e gelati, ho fatto dei marron gustè. buoni. Abbiamo Come anche, vino- ecco, Cioè, associamo anche qualcosa da bere. assolutamente, quindi- perché da buon gourmet bisogna associare dei vini. Sì. Come vini ne ho presi due, un Tokai e Palpai Sì? e un Sauvignon. Di già? Sì, insomma, subito. Buon appetito! Trasmissione sonora. Il ritmo della capitale.